Le locali del Thermal Aliper in tenuta nera, allenate da Settimo Varotto, giocano con Suaila Zaidan alzatrice, Mary Bernard opposto, Chiara Rampin e Giorgia Fincato schiacciatrici, Sara Capacci e Anna Tiso centrali, Ilaria Zatta libero. Le ospiti del SAI Venezia in divisa giallo-blu, guidate da Stefano Chiozza e Mauro Scorzato, schierano il capitano Roberta Zennaro alzatrice, l'opposto Vanessa Marangon, Martina Fasolo e Alessandra Gola schiacciatrici, Beatrice Sabbadini e Lucia Zanata centrali, Giorgia Marchesin libero. Partenza sprint del Thermal, avanti sul 5-1 grazie al servizio ficcante e alle conclusioni efficaci di Bernard e Fincato, ma le ospiti azzerano il gap sul 6 pari, favorite da una serie di attacchi errati delle tuttonere. Le mestrine colpiscono con la banda Fasolo, il muro giallo-blu blocca la Rampin, propiziando il break del SAI Venezia che si avvantaggia sull'11-8. Le locali reagiscono con decisione, ben supportate dai martelli Bernard e Rampin. La banda numero 5 marca punti anche a muro in battuta, riportando avanti il Thermal sul 15-14. La Fincato e la centrale Capacci bucano più volte la difesa mestrina, proiettando le locali sul 20-17. Il SAI Venezia si disunisce sbagliando troppo in attacco. La Zaidan serve con precisione l'ottima Rampin che sigla i punti decisivi per il Thermal, chiudendo il primo set sul 25-19. Le aponensi ripartono di slancio sfruttando la potenza della Rampin e la precisione della Fincato, abilmente smarcate dall'alzatrice Zaidan. L'opposto Bernard è una sicurezza, buono il rendimento delle centrali Capacci e Tiso, due giovani di belle speranze. Le ospiti si affidano a Vanessa Marangon, perno dell'attacco giallo-blu, e alle intelligenti conclusioni di Martina Fasolo, a segno col mani fuori, restando in scia fino al 12 pari, quando un breve passaggio a vuoto in prima linea del Thermal e un paio di ace firmati da Sabbadini e Marangon danno il break al SAI Venezia che guadagna il massimo vantaggio sul 17-13, col contrattacco vincente di Alessandra Gola. È la fase migliore delle mestrine, efficaci in battuta e in attacco, dove risalta su tutte l'esuberante opposto Marangon. Molto buona la regia dell'esperta Roberta Zennaro. Le tuttonere di coach Varotto però non manifestano alcun cedimento, anzi producono una veemente reazione martellando le avversarie con l'ottima Capacci e la micidiale Rampin, rientrando dapprima sul 17 pari. Poi colpiscono con un ace della Fincato, con altri due contrattacchi vincenti della Rampin e col punto sul secondo tocco della Zaidan, staccando le ospiti sul 21-17. Il pesante break di 8 punti non abbatte il SAI Venezia, che con grande caparbietà trova l'uscita del tunnel, grazie ai punti della Fasolo sommati a qualche errore di troppo del Thermal, impattando sul 22-22. Settimo Varotto fa rifiatare momentaneamente la Zaidan, dando fiducia alla seconda alzatrice Giulia Ranzato. Prende vita un'intensa lotta punto a punto, che vede le ospiti per 3 volte in vantaggio, senza riuscire peraltro a concretizzare le 3 palle set. La Capacci con un bel primo tempo ha la meglio sulla difesa giallo-blu, ristabilendo la parità sul 26-26. È il momento cruciale. Le padovane difendono un attacco della Gola, la Fincato inchioda un diagonale nel campo mestrino, 27-26 per le tuttonere. Coach Chiozza incita con forza le sue ragazze, che però falliscono il contrattacco decisivo, regalando al Thermal il 28° punto e il secondo parziale. Il SAI Venezia rientra in campo combattivo, passando da posto 4 con Alessandra Gola. Il Thermal, per contro, commette qualche errore in attacco e in difesa, favorendo l'allungo delle giallo-blu sul 6-4. Ma Giorgia Fincato e Sara Capacci, in ottima condizione, riaccendono la luce, subito imitate dall'onnipresente Rampin, e le tuttonere riprendono l'iniziativa, portandosi avanti sull'11-8. Stefano Chiozza opta per l'ingresso in banda di Giulia Carraro al posto della Gola, ma le mestrine faticano a tenere il passo delle locali, a segno col muro vincente della Rampin con la Bernard e con belle azioni veloci della centrale 17enne Anna Tiso, la più giovane delle aponensi. La strada è in discesa per il Thermal, che mantiene il controllo del gioco dimostrando grande compattezza nonostante le due importanti defezioni delle infortunate Giada Faccioli e Lorenza Veronese. Sul 15-14 le padovane piazzano una serie di conclusioni vincenti con la Capacci, una spettacolare pipe della Rampin e un mani fuori della Fincato, volando sul 19-14. Devi trovare la tranquillità in fase di ricezione e in fase di attacco. Quello dobbiamo fare. Ehi, sulla testa però, Giochiamocela bene. Non si molla.
Il break taglia le gambe alle mestrine, altri errori in ricezione in attacco mandano le locali sul 23-15. Poi il primo tempo della Capaci, seguito dal servizio vincente della Fincato, decretano il successo del Termala Liper. Una partita che non si può dire assolutamente bella da parte nostra. La squadra avversaria è stata superiore a noi, forse perché siamo stati noi appunto a farle giocare, non metterle fondamentalmente mai in difficoltà. Forse questa cosa c'era riuscita nel secondo set, però insomma ci sta. Già abbiamo giocato punto a punto e dopo il 25, la prima volta che sono andate avanti loro, sono state brave a chiudere la partita. Peccato perché dopo le vacanze di Natale che ci sono state sembrava avessimo preso di nuovo il ruolino di marcia, invece oggi ci siamo insomma sgretolate davanti comunque una buona formazione. È stata una buona partita, eravamo un po' in tensione visto l'ultima prestazione e visto gli infortuni, diciamo, che abbiamo avuto nella settimana, però penso insomma che sia uscito il carattere e quindi siamo riusciti appunto ad avere un risultato positivo e a portare a casa 3 punti che erano fondamentali, penso, in questo momento. Vista la partita della settimana scorsa eravamo anche un po' tese per avere questo risultato, ma alla fine comunque abbiamo avuto un bellissimo gioco e siamo riusciti a vincere. Siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati, cioè mettere pressione soprattutto in ricezione sui loro attaccanti e limitare soprattutto gli attaccanti di riferimento che per loro è il numero 12, la banda 1 e il numero 7 che è il loro opposto. La nostra squadra è stata costruita all'inizio anno scegliendo fra un mix di ragazze giovani e uno zoccolo duro che è costituito praticamente dalla squadra dell'anno scorso. E i 2 centrali sono centrali molto giovani e questa sera hanno fatto veramente bene, si sono integrate benissimo con le giovani e questa probabilmente sarà la squadra con cui andremo a affrontare la seconda parte del campionato.